mettiamo un po' più lì per Maurizio Gastaldi che si veda. Buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube, ai miei due principali, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, questo dove state guardando il video, e Musica con Veronica Pisano, l'altro, dove ho solo 1000 iscritti, quindi iscrivetevi sia all'uno che all'altro, e anche a tutti gli altri miei canali YouTube che non sto qui a dire, che ho un po' trascurato ultimamente perché avevo da fare, però presto riprenderò. Iscrivetevi anche al canale YouTube di Maurizio Gastaldi, scritto solo Maurizio Gastaldi. E poi volevo dirvi che ho dato la priorità a l'esclusiva, non la priorità, l'esclusiva a Rivista Donna. Ciao Fabrizio Lai è collegato. Ah, Maurizio, forse non l'hai visto, ma Fabrizio ti ha scritto tanti complimenti in un video adesso, quelli dell'altra volta. Controlla, sì. non so se l'hai visto. Sai che ho anche risposto. Sì. No, non me ne sono accorta. Comunque, bene, adesso una canzone di Schubert, l'Ave Maria di Schubert. Ho chiesto a Maurizio Gastaldi di scrivere un testo in sardo. Bravo Maurizio, sta dicendo, vedi, ha scritto in chat, vedi, funziona. Ciao Fabrizio, c'è la chat. Bene, e iniziamo, ve la facciamo sentire. Il testo è di Maurizio Gastaldi. Mamma Santa, Mamma de su Signore, Mamma Santa, prega por noi peccatori, prega por nos in moi in sores a morti, prega por nos ed o tui Benissimo, grazie. Maurizio deve aver sentirà sicuramente un odorino di aglio. Io ho mangiato aglio oggi, Tu senti odore? Hai concentrato, lasciamolo suonare. Ecco, bravissimo Maurizio Gastaldi. Io ho mangiato aglio, dicevo, Senti odore di aglio, Maurizio? No. Non te ne accorgi. Comunque io ho mangiato molto aglio oggi. 3 spicchi mi sembra. 3 spicchi. No, 2 o 3. Comunque, sicuramente
sicuramente non avrò un buon alito, ma chi se ne frega. Ho deciso anche di cambiare alimentazione perché ero allergica a qualche cosa, ero gonfia come un pallone gli altri giorni. Come vedete, guardate come mi sono sgonfiata, mi sto sgonfiando perché ancora è presto, però ce la sto facendo. Ho cambiato completamente alimentazione, radicalmente, e sono passata adesso sto passando, perché bisogna farlo piano piano, ad un'alimentazione fruttariana, se si dice così, non lo so, fruttariana e vegana, Comunque ci sono tanti alimenti buoni che sto provando, mi piacciono molto, bisogna far abituare il palato. Poi se penso ai dolci, a queste cose qui, mi fanno schifo adesso che mi sto abituando ai sapori buoni, proprio ai genuini, mi fanno schifo le porcherie che ci danno, che ci presentano nei supermercati per avvelenarci, per lo più, no? E quindi sono contenta, mi sto sgonfiando. Bene, dopo questa canzone vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao, grazie!